Dottoressa, oggi è la terza giornata che coincide con proprio l'anniversario della nascita di Camilleri. Non soltanto l'anniversario della nascita, ma anche il motivo per cui Camilleri di secondo nome si chiama Calogero, perché oggi qui a Porto Empedocle si festeggia la festa di San Calogero e quando nacque la nonna lo espose durante il passaggio del santo che corre, come si diceva, perché San Calogero è proprio il santo nero che corre per le strade. E devo dire che tutta quanta la carriera di Andrea Camilleri è stata una carriera in corsa, in cui ha attraversato sempre per una strada maestra importante, prima nella regia, nella sceneggiatura radiofonica, televisiva e infine nella scrittura, ma anche nella sua presenza civile e intellettuale, perché davvero ha rappresentato tante istanze etiche e di cittadinanza come oggi difficilmente sono rappresentate nel mondo della cultura. Quindi questa nostra presenza qui, che chiude questo ciclo di Camilleri da Portosono, è veramente testimonianza scientifica anche dell'interesse che tutta quanta la comunità accademica ha nei confronti del maestro Camilleri, e che peraltro oggi viene sancita dalla uscita del 26° volume dei quaderni camilleriani, che proprio parla di lingua e stile, ed è di ciò di cui parleremo anche noi oggi. Che coincide proprio con la festa di San Calogero. Esattamente, quindi questo 6 settembre ha diverse valenze territoriali, comunitarie, devozionali e onomastiche nel nostro caso. Sì, una bellissima sincronicità, la festa di San Calogero, l'attaccamento che c'era da parte di Camilleri sia per la festa sia per i luoghi della sua infanzia, la sua Porto Empedocle, e infatti stasera parleremo dei rapporti tra Camilleri e la Sicilia, che è un tema di per sé immenso, sconfinato, ma che sarà declinato sia dal punto di vista linguistico, ne parlerà la professoressa Castiglione, sia dal punto di vista più letterario, nel senso che noi viviamo qui Porto Empedocle in una sorta, come è stato definito, di triangolo letterario, perché siamo nella Porto Empedocle Vigata, c'è l'Agrigento Montelusa, Racalmuto Regalpetra, con 3 autori, quindi Pirandello, Camilleri e Sciascia. E cercheremo di fare vedere come la Sicilia viene descritta dopo il filtro della letteratura, perché la letteratura è uno strumento che serve per universalizzare luoghi e concetti. Il vero scrittore, e Camilleri lo fu, veramente grande, è colui che riesce a trasfigurare la realtà e i piccoli fatti e farli diventare universali. Quindi è veramente di buon auspicio fare questo in una stazione dismessa, perché le stazioni sono in fondo il simbolo delle tappe della vita, e allora ogni stazione è un momento di questa vita, e noi idealmente siamo oggi sul treno insieme ad Andrea Camilleri. L'assessorato ai beni culturali in prima linea per il finanziamento di queste iniziative qui a Porto Empedocle dedicate ai 100 anni di Andrea Camilleri, che coincide tra l'altro oggi con la sua data di nascita e la festa di San Calogero. Allora, a noi ci inorgoglisce da agrigentini essere presenti oggi a celebrare i 100 anni di Camilleri, e quindi non potevamo esimerci da dare non solo il nostro aiuto e il nostro supporto per quanto riguarda le celebrazioni, ma anche il supporto economico che non è mancato quest'anno. La presenza della Regione, quindi il Presidente Schifani, unitamente all'assessore Scarpinato, hanno dato l'opportunità di esprimere al meglio e di festeggiare nella sua Porto Empedocle proprio oggi la nascita di Camilleri. Un particolare ringraziamento va alla soprintendenza di Agrigento, che ha curato nei minimi dettagli, quindi il dottor Rinaldi, ma soprattutto la dottoressa Lucia Gulli, che insieme all'ammiraglio Alessandro e al sindaco e alla Proloco hanno organizzato questo fitto calendario e appassionato appuntamento di oggi, e che seguiranno certamente tante altre iniziative lodevoli proprio in quest'anno, così per come sono le linee guida dettate al Ministero della Cultura. Vediamo ogni giorno iniziative per quanto riguarda in tutta Italia, e questo deve essere motivo d'orgoglio per gli empedoclini e per Agrigento tutta, proprio nell'anno di Agrigento Capitale della Cultura. Noi oggi vogliamo dare questo contributo. Sappiamo che in questi giorni saranno celebrati altri momenti
non solo, come dicevo poc'anzi, in Italia e in Sicilia, ma anche a Porto Empedocle, e nei dettagli penso che sia la dottoressa Gurlì che l'ammiraglio Alessandro potranno dare il loro contributo a spiegare meglio cosa sarà l'anno, il centenario di Camilleri e cosa questa comunità si accinge a fare. Il bilancio è andato anche al di là delle più rosee aspettative, perché sono stati messi a frutto i due momenti fondamentali, i due punti fondamentali che l'assessorato regionale beni culturali ha inteso porre a base della programmazione per le celebrazioni camilleriane, quello cioè che le celebrazioni andassero al di là del mero intento celebrativo, e questo si può fare semplicemente promuovendo la cultura, accendendo la curiosità e promuovendo lo studio della figura di Andrea Camilleri e della sua straordinaria attività e percorso intellettuale, e poi l'altro, quello del coinvolgimento della comunità locale, della sua Porto Empedocle. Questo è stato fatto grazie appunto al coinvolgimento della città, il coinvolgimento delle associazioni culturali, le quali hanno contribuito in maniera notevole. La comunità tutta di Porto Empedocle ha affollato questi incontri, non solo gli studiosi, ma anche i comuni cittadini, i comuni lettori di Camilleri. Quindi andiamo avanti in maniera molto motivata con le programmazioni di ottobre, poi di novembre, infine di dicembre, dove avremo un grande evento con la celebrazione del primo premio letterario Andrea Camilleri, che si terrà nella sede di Villa Genuardi il 28 dicembre alla presenza del comitato scientifico. Quindi grazie, ai prossimi appuntamenti. Dottor Alessandro, anche lei ha contribuito a questa iniziativa? È un'iniziativa che per volontà della Regione Sicilia e questo motore che è stata la sovrintendenza, questo motore potente che ha messo insieme delle risorse importanti, è arrivata a Porto Empedocle una ondata di ossigeno legata a questa figura del nostro concittadino scrittore, ossigeno che rimarrà in circolo. In questi 3 giorni, tra l'altro in una sala stupenda della Fondazione Ferrovie dello Stato, in questi 3 giorni organizzati dall'Università di Palermo, c'è stata una partecipazione fittissima, attenta, di tanto pubblico, una cosa veramente importante. Speriamo, l'ossigeno resta, l'ossigeno in cultura resta, speriamo ci siano altre iniziative. Per quanto ci riguarda, il parco letterario dedicato ad Andrea Camilleri è ormai una realtà imminente e quella sarà una esperienza importante di incontro con lo scrittore e col suo territorio, che resterà anche quella nel tempo.